benvenuti alla 12ª edizione della Notte Bianca di Lercara Fritti. Loro sono in Fina e Fina. Luca Seminerio, prego. I numeri sono molto positivi, abbiamo avuto una grandissima affluenza, abbiamo coinvolto tutto il paese, tutte le attività, non potevano mancare le telecamere di Generazione Non Stop, abbiamo portato innovazione, la tradizione, la musica, siamo stati veramente unici come sempre, quest'anno devo dirvi ancora di più perché c'è stata una bellissima collaborazione tra l'amministrazione e i commercianti e il sottoscritto. Loro sono Isterica. Ci sono state tantissime band, c'è stata veramente un'affluenza impressionante in paese. Sì, tra l'altro come diceva poc'anzi il nostro buon assessore Ciro Caltabellotta, era una manifestazione che si aspettava ed è una ripartenza ed è, ripeto, un ottimo risultato. Abbiamo avuto i Chimulia, gli artisti di strada, Spider-Man per i più piccoli, Walt Disney, insomma non ci siamo fatti mancare nulla e niente. E adesso sentiamo Giorgio Currieri. E mi sciolgo qui dentro e quando penso a te mi sento tenso perché io ti tengo qua dentro con me, io ti tengo qua dentro con me. Tutti me sono ubriacato della donna, quanto buono l'odore della gonna, quanto buono l'odore del mare, ci vuole di notte a trovate parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba come rimbomba l'odore dell'ombra. L'amicizia unisce, ma in questo caso anche alla politica, perché è la cosa più bella, come sottolineava poc'anzi l'assessore Caltabellotta, un assessore di maggioranza con un consigliere di minoranza che riesce a avere sinergia e a, come dire, avere questi risultati è veramente un'esperienza unica. Io ringrazio tutti. Qua hanno suonato Antonino Piparo e Riccardo Papa. Dire per questa fantastica manifestazione che veramente è stata partecipata in modo incredibile. Io sono veramente soddisfatto sotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda intanto le attività commerciali che veramente dopo un periodo veramente di grande sofferenza dovuto al Covid e alle ristrettezze, finalmente si vede qualcosa per ripartire, si vede gente in giro, si vede gente, ma soprattutto la cosa bella, gente di tutte le età. Ognuno aveva qualcosa da vedere, qualcosa da apprezzare e si dice veramente la felicità della gente. Il nostro slogan nella locandina, ripartiamo tutti insieme, io credo che sia stato rappresentato alla perfezione. Io sono sempre dell'idea che l'unione fa la forza, con l'impegno, la bravura, l'esperienza che ha Luca e l'impegno che abbiamo messo tutti, veramente con poco siamo riusciti a fare, con un qualche contributo anche da parte di qualche attività, siamo riusciti a fare veramente tanto. Grazie a Luca, grazie all'amministrazione, grazie alle forze dell'ordine, si continuerà. E loro sono i The Wow Band.
essere le forze dell'ordine, le attività commerciali, il comune dell'Arcalafite che ha dato un ottimo contributo. E allora lo possiamo dire al prossimo anno? Io sono sicuro che qualcosa ci sarà, saremo sempre promotori, saremo sempre parte attiva e sono contento sempre della vostra presenza. Ci vediamo il prossimo anno. Buonanotte Bianca. Saluti a Generazione Non Stop. Ecco, vi presento, guardate, Minni. Ciao Topolino, ti possiamo disturbare Topolino? Fai vedere Spider-Man com'è? Fantastico. La ragnatela? Ce l'hai là? Ciao Clown, cosa stai facendo? Facciamo un bel palloncino per i bimbi che si divertono. E dal pagliaccio, Minni, Topolino e Spider-Man è tutto.